Siamo nel pieno del centenario della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, con quegli avvenimenti che un secolo fa coinvolsero proprio il nostro territorio, l'attuale provincia di Treviso, il Veneto, la disfatta di Caporetto, la battaglia di Arresto sul Piave, i combattimenti sul Monte Grappa, sul Montello e poi la controffensiva vittoriosa. I sacrifici dei soldati nelle trincee, ma anche le sofferenze della popolazione civile nell'Alta Marca occupata nel 1917 dagli austro-ungarici e nei paesi del resto della provincia diventati prima retrovia del fronte. Vogliamo raccontarvi questa pagina di storia, le sue conseguenze, attraverso il racconto di una delle prime e più importanti, più prestigiose strutture espositive dedicate a questi eventi, il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Un racconto in 10 speciali che seguirà anche un progetto che il Polo Museale sta portando avanti con alcune giovani ricercatrici, alcune giovani volontarie nell'ambito del servizio civile nazionale. E ad illustrarci proprio questo progetto abbiamo con noi la direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, l'architetto Maria Cristina Scaletta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, direttrice, abbiamo detto un progetto che unisce il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto ai giovani. Certo, è stato un po' un tentativo vittorioso, per fortuna. Siamo stati classificati 12esimi nella regione del Veneto per un progetto culturale legato al servizio civile nazionale. Il bando è partito nel 2015 con la collaborazione della cooperativa Insieme si può e ovviamente l'ufficio del comune di Vittorio Veneto, con l'assessore Barbara Denardi come capofila di questo progetto, per costruire un progetto legato al polo culturale, al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto, che comprende non solo il territorio ma soprattutto le due grandi sedi museali del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e un meno noto ma straordinario edificio, Palazzo Minucci De Carlo, che è una fondazione museale dove ci sono contenute non solo opere d'arte ma anche i ricordi di un eroe della Grande Guerra, una medaglia d'oro al valor militare di cui sentiremo parlare. Questo progetto è stato inviato per la classificazione al Servizio Civile Nazionale, appunto si è classificato 12esimo nella regione del Veneto e noi avevamo previsto la possibilità di avere al nostro servizio per un anno 3 volontari del servizio civile che sono stati selezionati e abbiamo avuto veramente la fortuna di trovare 3 persone di grandissima volontà e qualità che stanno lavorando all'interno del museo con diverse tematiche, perché una parte è quella legata alla promozione del museo e la sua valorizzazione del polo museale attraverso la partnership appunto sia con la Fondazione Minucci
Minucci sia con Radio Veneto 1 che ci dà gli spazi e ci concede la possibilità di promuovere il progetto. Poi c'è dietro le quinte in qualche modo anche un lavoro molto interessante e importante di catalogazione del ricchissimo patrimonio documentale e fotografico e testimoniale che è custodito all'interno del Museo della Battaglia e anche all'interno di Palazzo Minucci. Quindi un'opera di valorizzazione e anche di conservazione dei tanti materiali di cui il Museo della Battaglia e l'intero polo museale dispongono. Certamente, perché se una parte è esposta e quindi visibile al pubblico attraverso durante gli orari di apertura sia del museo che di Palazzo Minucci, tantissimo è il dietro le quinte, cioè quello che è custodito invece nei depositi, e la volontà del museo, del polo museale, è proprio quello di poterlo mettere a disposizione sia attraverso una riscoperta e una pubblicità attraverso questi canali, ma anche attraverso la loro scansione, digitalizzazione e pubblicazione sui siti istituzionali. Tra l'altro sono 3 ragazze, 3 giovani laureate, sono state selezionate per questo progetto e quindi poi anche una esperienza formativa per loro legata ai loro studi, al loro curriculum di studi. Esattamente, ovviamente nel bando avevamo messo delle caratteristiche formative che dovevano avere le persone selezionate, perché è un tipo di prodotto abbastanza specifico e particolare, e sono state selezionate queste 3 dottoresse, ciascuna in un ambito comunque legato sia al tema della conservazione dei beni culturali che della promozione turistica, quindi sono lauree specifiche di queste 3 dottoresse, sono la dottoressa Marta Covre, la dottoressa Martina Dorigo e la dottoressa Francesca Daros, che all'interno del museo, con un orario 30 ore settimanali di frequentazione dell'ufficio del museo e di Palazzo Minucci, stanno lavorando sulle azioni che sono parte integrante appunto di questo progetto. Per loro è sicuramente un grande strumento formativo per un prossimo lavoro. E le conosceremo poi nel corso di questi nostri speciali, perché saranno proprio loro a raccontarci alcuni degli aspetti del polo museale, ma anche poi delle vicende che i musei vittoriesi presentano e illustrano al pubblico. Un'esperienza, direttrice Scaletta, che magari si potrebbe ripetere, proprio sappiamo bene anche delle difficoltà delle amministrazioni locali e delle strutture che da loro dipendono, anche con il personale, quindi un progetto che si potrebbe rinnovare. Assolutamente, sarebbe auspicabile. Abbiamo provato anche con l'anno 2016 per il 2017 a costruire un progetto di questo tipo, sempre legato comunque al tema un po' più allargato sul territorio delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, perché è un anno che vedrà veramente questo territorio come aggregatore di tantissime richieste di visita e di conoscenza di questa tematica, e come diceva lei, il tema delle carenze di personale, ma anche di possibilità di assumere nuovo personale, fanno sì che questi siano progetti interessantissimi. Tra l'altro noi utilizziamo anche il tema dell'alternanza scuola-lavoro, fatta invece in questo caso con le scuole superiori o con le università, per avere a disposizione personale giovane, che è fondamentale per questo tipo di attività, di questo tipo di lavoro, sia appunto a progetto la ricchezza di questi giovani che possono apportare è sempre per noi una grandissima risorsa. Certamente anche nuove idee, nuovi punti di vista e di visuale, anche in un tema storico come quello della Grande Guerra. Peraltro il Museo della Battaglia e il Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto hanno svariate iniziative proprio legate al centenario. Questo non è l'unico progetto naturalmente che avete in cantiere. No, abbiamo fin da subito, dalla riapertura del museo, sentirete appunto che ha subito un importante intervento di restauro. Dalla riapertura ha proprio dato un programma non solo
e non tanto, è importante, di visita al museo stesso, dove abbiamo veramente una grandissima risposta delle scuole in particolare, ma anche parallelamente, visto che è stato restaurato e recuperato anche una grande aula affrescata all'interno del museo per convegni e conferenze legate al tema della Grande Guerra, abbiamo un ciclo di eventi che abbiamo calcolato l'anno scorso in una cinquantina, quindi quasi uno alla settimana di media, di promozione del tema, della tematica, attraverso spettacoli, conferenze, presentazioni di libri, qualsiasi cosa che potesse declinare il tema della Grande Guerra. E allora andiamo a conoscere un po' meglio, un po' più di dentro, il polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto e le sue ricchezze. Grazie intanto alla direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, l'architetto Maria Cristina Scaletta. Grazie.